Dai dati INAIL risulta che nei primi 60 giorni dell'anno in Veneto ci sono già state 15 morti sul lavoro, 10.793 denunce di infortunio e 946 di malattia professionale. Per la CISL è un avvio assolutamente negativo. Secondo il sindacato, i miglioramenti nella tendenza dei dati di infortunio e malattie professionali in Veneto sono ancora troppo lenti e poco incisivi. Rileviamo un trend di miglioramento rispetto al 2023 sul 2024 degli infortuni totali, però siamo ancora ad un livello molto alto di infortuni mortali, una media negli ultimi 10 anni di 100 infortuni mortali ogni anno. Dei 52.778 infortuni denunciati in Veneto tra gennaio e novembre 2024, agricoltura esclusa, 5.791 sono stati nel comparto artigiano e circa l'8% in meno rispetto all'anno prima, una tendenza positiva da consolidare e rafforzare. Noi stessi artigiani siamo i primi a impegnarci nella salvaguardia dei nostri dipendenti. La formazione che stiamo facendo anche negli ultimi anni risulta importante e quindi rafforza questa sicurezza nel svolgere i nostri lavori. Alla vigilia della Giornata Mondiale per la Sicurezza e la Salute nei luoghi di lavoro, che sarà celebrata il 28 aprile, la CISL valuta positivamente l'accordo Stato-Regioni, per esempio quando formalizza un obbligo di formazione anche per i datori di lavoro, ma non basta. Serve estendere ancora di più la patente a punti, la patente a crediti in tutte quelle aziende che oggi non sono soggette all'obbligo, e come abbiamo la necessità di intervenire sui rischi emergenti. Abbiamo circa quasi 2600 aggressioni di operatori sociosanitari e non abbiamo i dati, ma sono anche questo un dato importante, quello che riguarda le aggressioni agli autisti e ai mezzi pubblici. Pur guardando all'accordo con interesse, Confartigianato Imprese Veneto rileva come ancora una volta si sia data priorità alla quantità rispetto alla qualità. Gli infortuni spesso sono legati a momenti di distrazione. Ecco che quindi una frequenza farebbe sì che rimane nella mente di tutti noi quelle regole importanti da salvaguardare rispetto a tante ore che alla fine uno è più facile si dimentichi, ma soprattutto diventano noiose per tutti noi.